potente, gloriosa mostrò, segni e prodigi nel mondo portò, una corona di spine sul suo capo portò, una corona di gloria a noi donò, sulla croce spirò, la terra tremò ed il velo del tempio scorciò, alla presenza di Dio Gesù ci portò ed il nemico per sempre schiacciò. Vogliamo fare un applauso a Gesù. Grazie Signore, tu che sei il Re benedetto e santo in eterno. Sei glorioso Signore, degno. Andiamo a leggere il primo libro di Samuele, capitolo 13, dal versetto 19. Ora in tutto il paese di Israele non si trovava alcun fabbro, perché i filistei dicevano: gli ebrei non fabbrichino spade e lance. Così tutti gli israeliti scendevano dai filistei per affilare chi il suo vomero, chi la sua zappa, chi la sua scure, chi la sua vanga. Il prezzo per l'affilatura era di un pim per le vanghe, per le zappe e per i tridenti, per le scuri e per aggiustare i pungoli. Così nel giorno della battaglia non si trovava né spada né lancia in mano a tutta la gente che era con Saul e con Giona, ma avevano solamente Saul e Giona suo figlio. Ok? Amen. Vi potete sedere. 1 Samuele 13, 19. Abbiamo letto di questo capitolo, l'inizio di questo capitolo, quando abbiamo parlato di Saul e di Saulo. Vi ricordate? C'è stata qui la disubbidienza di Saul quando il profeta Samuele gli ha detto: aspettami 7 giorni perché io devo fare il sacrificio. E in quell'occasione, siccome non si fidava, il popolo si è sfiduciato verso il re si è sfiduciato verso Samuele, allora Samuele ha fatto il sacrificio Saul ha fatto il sacrificio al posto di Samuele. Samuele quando è arrivato gli ha detto: guarda che il Signore non ti vede più come re, già si è scelto un altro. Come finisce questa storia? Finisce che continua questo passaggio e dice che in quel tempo, praticamente, tutto il popolo non aveva armi, era senza spade e senza lance. Avevano solo zappe, zappette, cette e pale, detta così, così si capisce. Non aveva niente. Tridenti avevano, che aveva niente. Attrezzi da lavoro, che oltretutto pagavano caro quando si dovevano andare a fare affilare. Questo popolo era senza armi e da qui noi capiamo anche perché un pochino era senza fiducia questo popolo, senza fede, perché non aveva niente. Però Samuele, in un certo senso,
era sì contrario a quello che aveva fatto Saul, ma nello stesso tempo Dio doveva benedire questo popolo e ha fatto sì che senza armi vincessero questa battaglia. E infatti hanno vinto questa battaglia. Non solo sappiamo che in questa battaglia gli unici due che avevano una spada erano Saul e suo figlio. Quindi possiamo dedurre da questo che Saul aveva tanta fiducia, tanta fede nella sua spada. Era l'unica persona, il re, che possedeva una spada per andare a combattere. Il popolo era senza armi. 1 Samuele 17, versetto 1. Ora i Filistei radunarono le loro truppe per combattere. Prima vi voglio dire un'altra cosa, perché nel frattempo Saul non solo aveva vinto i Filistei, anche Giona aveva fatto una meravigliosa, Jonathan, il figlio di Saul, aveva fatto anche una meravigliosa, aveva dato una grande testimonianza, aveva sconfitto i Filistei, lui da solo ne aveva uccisi 20 in una volta solo. Ma non solo, Saul annientò anche diverse dominazioni, gli Ammoniti, i Moabiti, gli Edomiti, che in quel periodo dominavano Israele e la possedevano, tra virgolette. Saul era stato un grande re, soprattutto all'inizio, quando ancora non conosceva Davide, ed era riuscito senza niente a combattere. Facciamoci anche un altro calcolo. Visto che i Filistei avevano le armi e che erano stati sconfitti, arrivato a un certo punto questo popolo aveva le armi. Forse, una volta che non erano più soggiogati ai Filistei, forse hanno iniziato anche a costruirlo. Questo la Bibbia non ce lo dice. Però per deduzione noi possiamo arrivare a capire che avevano preso le armi dei perdenti. Israele aveva vinto, si era preso le armi dei Filistei e degli altri popoli. Però i Filistei ancora erano una spina nel fianco. I Filistei, tra virgolette, erano sempre una spina nel fianco di Israele. Che succede? 1 Samuele 17, dal versetto 1. Ora i Filistei radunarono le truppe per combattere. Si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono fra Soco e Azekah, a Efes Damim. Anche Saul e gli uomini di Israele si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra parte, e fra loro c'era la valle. Nell'accampamento dei Filistei che succede? Praticamente la battaglia finale, mettiamola così, non era la battaglia finale, però la grande battaglia, perché questi Filistei avevano perso tanto con Israele e volevano riconquistare il loro dominio, volevano ristabilire il loro dominio su di loro, e quindi uscirono in battaglia. Saul si è trovato costretto ad uscire in battaglia con il popolo. Questo popolo, abbiamo detto che era già armato, ma non di armi proprie, ma di armi rubate ai Filistei nelle altre battaglie e anche agli altri popoli. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Golia di Gat, alto 6 cubiti e un palmo. 6 cubiti e un palmo sono più o meno 3 metri. Aveva in testa un elmo di bronzo, era vestito di una corazza a maglie, il cui peso era di 50.000 sicli di bronzo. Alle gambe portava gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo sospeso alle spalle. Vedete quando era albero di Natale, addobbato per le feste. L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore e la punta della lancia pesava 600 sicli di ferro. Davanti a lui camminava il suo scudiero. Egli dunque si fermò e gridò alla schiera di Israele dicendo: perché siete usciti per schierarvi in ordine di battaglia? Non sono io un filisteo e voi i servi di Saul? Sceglietevi un uomo che scenda contro di me.
Se sarà in grado di combattere con me e mi ucciderà, noi saremo vostri servi, ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete nostri servi e ci servirete. Il Filisteo poi aggiunse: io lancio oggi una sfida alle schiere di Israele, datemi un uomo e ci combatterò. Quando Saul e tutto Israele udì queste parole, le parole del Filisteo, rimasero costernati ed ebbero grande paura. Ora, Israele all'inizio ha combattuto con 2 spade, quella del re e quella del figlio. Furono le prime battaglie di Saul. Nonostante Saul avesse disubbidito a Dio, al comandamento di Dio, e avesse perso la speranza nella riuscita della battaglia, Dio comunque ha guardato al popolo, ha avuto compassione di questo popolo, ha dato l'abilità tecnica a Saul di combattere e vincere con 2 spade. Ci siete? Perché c'era la capacità in Saul, era un uomo di guerra, nessuno può negare questo. Con le sue abilità è riuscito. Un popolo senza spade è riuscito a vincerne uno con le spade. Un popolo senza armi ha vinto un popolo con le armi. Ora che hanno le armi, si spaventano di uno solo che ha una spada. Tra virgolette non la cita la spada, avete sentito? Io ho letto, non dice spada, dice giavellotto. Non dice spada, però la spada ce l'ha perché più sotto poi la leggiamo. Hanno paura di uno solo, gente che ha combattuto e si è buttata con i forconi e con le zappe e con le cette sui nemici. Ora che hanno le spade hanno paura. Perché? Qual è il mistero dei misteri? Avevano un'arma segreta all'inizio, che era la fede di Samuele. Diciamo così, Samuele comunque intercedeva per il suo popolo. Ora che cos'è che non c'è? Ma Samuele non c'è più, Samuele c'è, come se c'è? C'è ancora. Ma il popolo non ha bisogno più di Samuele perché ha le spade. Quando questo popolo acquisisce un'autonomia in potenza, non ha più bisogno del potente Dio. E noi certe volte facciamo così. Nella difficoltà noi lo invochiamo, acquisiamo delle capacità che Dio ci impartisce, ci insegna, ma quando acquisiamo queste capacità non abbiamo più bisogno di Dio perché abbiamo capito che possiamo andare avanti da soli. Ma in realtà quando c'è poi Golia davanti a noi abbiamo le spade, ma dentro di noi il nemico ha la capacità di mettere paura. Questo è il problema, la spada. La spada non è il problema reale, perché noi sappiamo che comunque la spada loro serviva, ma avevano perso un'altra volta, avevano perso fede in Dio perché avevano messo fede nelle loro spade, nelle loro capacità, nella loro forza. Quando si è presentato Golia, che era alto 3 metri, aveva tutto l'armamentario adatto per la sua statura, le persone sapete che cosa hanno pensato loro? Ci vuole una persona alta 3 metri come lui per vincere. L'unica persona alta che era lì e che poteva fare qualche cosa era Saul. No, perché abbiamo letto che Saul era alto e di bell'aspetto. La sua altezza in Israele era unica perché nessuno era più alto di lui. Ecco perché ce lo specifica che Golia era così alto, perché l'unica persona, diciamo così, all'altezza era Saul. Tant'è che quando Davide è andato lì, Saul ha messo la sua armatura su Davide, ma noi sappiamo che Davide invece era piccolo, era basso di statura. Come ci era mettere una XXL addosso di uno che mette la XXS. Quindi, 1 Samuele 17,43, salto tutto quello che c'è nel mezzo tra il versetto 12, tra il versetto 11 e il versetto 43, perché ci parla di Saul, ci parla di Davide che arriva all'accampamento, litiga col fratello e poi
va da Saulo gli vuole mettere l'armatura, salto tutto questo pezzo perché non ci interessa, andatevelo a leggere perché è una bella storia, e passiamo al versetto 43. Quindi quando Davide si presenta lì davanti, in realtà il versetto 40, voglio iniziare il versetto 40, perché il versetto 40 dice: poi, quando Davide ha capito che doveva andare a combattere, prese in mano il suo bastone, della persona cantate bastone, prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre lisce, le pose nella sacca del pastore, in un sacchetto che aveva, poi con la sua fionda in mano mosse contro il Filisteo, contro Golia. Versetto 43. Il Filisteo disse a Davide: sono io forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni? Non già vi a vedere bene, perché ne aveva uno bastone. E il Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Quindi Golia, quando pare non ci vedeva tanto bene, perché ha detto bastoni, ma Davide è andato incontro a lui con un bastone. Il bastone era segno della sua umiltà, ma era anche segno della sua forza come pastore scelto da Dio. L'unico che poteva tenere lontano i lupi, i leoni e gli orsi. Lui diceva che teneva lontano il leone e l'orso. Figuratevi se non era capace di allontanare Golia. E Golia che cosa fa? Lo maledice. Il nostro nemico spirituale ci maledice. Si serve anche di persone, non lo sappiamo, si può servire di chiunque. Le maledizioni ce le manda perché lui ci vuole male e dice male di noi perché ci vuole distruggere. In un modo o nell'altro ci deve mettere paura. E certe volte anche noi abbiamo, no paura, ma ci mettiamo sulla difensiva quando qualcuno parla male di noi, quando qualcuno ci maledice. Io, se per esempio una persona mi dovesse venire a dire ti maledico per qualsiasi motivo, perché sei cretino, ti maledico, no, dentro di me o dentro di noi ci sarebbe più difensiva. È bene, non è che va male. Però questo fatto di entrare nella difensiva non è buono. Perché Davide non è entrato nella difensiva. Davide era con l'ottica del combattimento. Davide è andato verso di lui non per difendersi, ma per annientarlo. Poi il Filisteo disse a Davide: vieni qui e io darò la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Gli uccelli del cielo e le bestie del campo sono demoni. Quindi lui lo malediva e gli diceva che il suo corpo doveva cadere in mano ai demoni. E il nemico vuole questo da noi. Quando noi, se qualcuno ci venisse a dire una cosa del genere veramente, noi entreremo sulla difensiva e invocheremo subito il sangue di Gesù. Va bene, ci sta. Ma non è sufficiente. Non è così, non funziona così. Guardate che fa Davide. Allora Davide rispose: tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto. Vedete che dice spada? Ce l'aveva la spada. Ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani. E io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri degli eserciti dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra. Cioè Davide gli sta dicendo, come buon combattente, tu maledici me, le tue maledizioni ricadranno su di te perché io sono figlio di Dio. Questo deve essere il nostro atteggiamento. Non contro le persone naturalmente, ma spiritualmente. Le persone non sanno che quando ci maledicono in realtà stanno maledicendo loro stessi. Noi non dobbiamo essere nella difensiva, noi dobbiamo essere combattenti e dobbiamo cacciare indietro le maledizioni, perché se noi siamo figli di Dio, le maledizioni su di noi non possono venire, tornano indietro.
Dobbiamo pregare anzi per le persone, affinché vengano liberate da questi spiriti malvagi. Amen. Ma Davide non era sulla difensiva. Dì alla persona accanto a te, devi combattere. Devi combattere. Ma Davide dice una cosa strana. Davide dice una cosa strana che nessuno ci fa caso. Oggi stesso, no aspettate, oggi stesso, io ti abbatterò, ti taglierò la testa e ti taglierò la testa. Ma a Davide come ce l'avevi a tagliare la testa? Se aveva il bastone. Fermatevi, lo so che lo sapete come finisce la storia, però Davide non lo sa come finisce la storia, o forse lo sa. In cuor suo aveva deciso nella sua mente quello che il Signore voleva fare con lui. Lui ha capito che doveva distruggere quel nemico e pensate un po', avrebbe usato le sue stesse armi, perché lui spada non ne aveva, l'aveva rifiutata la spada di Saul. Ed è importante capire anche questo, perché ha rifiutato la spada di Saul per poi prendere la spada di Golia. Non è strana sta cosa. Continua ancora dicendo, oggi stesso l'Eterno, no questo l'ho letto, allora tutta questa moltitudine saprà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed egli vi darà nelle nostre mani. Quindi Davide era quello che aveva ricostituito la fede di Israele in se stesso, cioè la prima volta sono andati in guerra senza spade, Davide è andato in guerra senza spade, senza spada. In chi confidava? In Gesù, in Dio. La sua fiducia era in Dio e basta. Il popolo perché non ha combattuto? Perché la fiducia del popolo non era più in Dio, ma era nelle spade. E Davide per questo dice, non dice il suo quando lui dice non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, non salva, non si sta riferendo ai Filistei, non sta dicendo ai Filistei le vostre spade e le vostre lance, lo sta dicendo al popolo, Dio non salva con le vostre spade e con le vostre lance, perché Davide aveva capito che non avevano più fede in Dio, avevano fede nelle loro spade e nelle loro lance. Quello che stava avvenendo non era per i Filistei, era per il popolo. E non era per i Filistei, era per il re. Non era per Golia, era per il re, che aveva la più bella spada, la più antica del popolo, la prima delle spade forgiate in Israele, non lo so, ce l'aveva solo lui all'inizio la spada, quindi era una cosa preziosa. Quindi lui non la stava cantando a Golia, la stava cantando al re. Gli stava dicendo Dio non ti salverà con la spada, Dio salva con la fede. L'esito della battaglia è nelle sue mani. Dillo alla persona accanto a te, Dio salva con la fede. Amen. Quante volte noi invece vogliamo salvarci con le nostre spade? Che significa con le nostre spade? Con le nostre strategie, il nostro modo di fare, le nostre capacità, la nostra intelligenza, la nostra laurea, la nostra follia, le nostre bravure, le nostre amicizie. Ecco, mettetele da parte tutte queste cose, che sono utili e il Signore si serve di queste cose nel momento giusto, ma la nostra fede non deve essere in queste cose, neanche sul conto corrente se abbiamo €1 o 100.000 euro, perché Dio deve essere la nostra fede, la nostra fiducia. E quindi Davide è andato incontro a Golia senza armatura, senza scudo, senza elmo, con un bastone da poverello. E non pensate neanche che si era preso di coraggio e aveva fatto un atto di fede enorme, no, perché lui era una persona allenata, non aveva paura dell'orso, non aveva paura del leone, quindi in cuor suo non aveva paura neanche di Golia, cioè non ha fatto un atto di fede, si è allenato nel mentre, è stato
in disparte con Dio. Però Davide è dovuto crescere. Non è che da questo momento in poi lui era già perfetto, ha poi subito un altro processo di crescita, perché ha fatto anche lui una cosa che non doveva fare, che non è quello di aver mandato in guerra il marito di Beersheba. No, quello è un altro discorso. Quindi Davide ha in mano solo 5 pietre, cioè ha in tasca solo 5 pietre. Quindi andiamo a leggere, che l'ho scritto, 1 Samuele 17 dal versetto 48. Quando il Filisteo si mosse e si fece avanti per andare incontro a Davide, anche Davide corse prontamente verso la linea di battaglia incontro al Filisteo. Mise la mano nella sacca, ne trasse fuori una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra rappresenta Cristo. Ok? E la pietra liscia rappresenta anche la perfezione. La pietra si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide con una fionda e con una pietra vinse il Filisteo e lo colpì e lo uccise, benché Davide non aveva alcuna spada in mano. Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise troncandogli con la stessa la testa. Quando i Filistei videro che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. Non lo so se ci avete fatto caso, ma Davide l'ha ucciso 2 volte. Guardate, così Davide con una fionda e con una pietra vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise con la pietra. E poi più avanti dice, poi Davide corse e si gettò sul Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise, troncandogli la testa. Com'è che l'ha uccisa 2 volte? Allora in realtà c'è un errore di traduzione, se così vogliamo dirlo, perché la prima volta lo colpì e fu come se l'avesse ucciso, ma stordito come se veramente l'avesse annientato. Ok? È solo un errore di traduzione, però poi lo uccise definitivamente con la spada di Golia. Che è successo nel cuore di questo giovane ragazzino? Che anche lui ha fatto lo stesso errore di Saul, se vogliamo così dire. Lui sapeva che doveva tagliare la testa, spada non ne aveva, ha preso la spada di Golia. Ma nel momento in cui lui ha preso la spada di Golia, dentro di lui la fiducia verso Dio è scesa di nuovo, perché lui aveva la spada. Il fatto che non sia morto subito con la pietra, ma che sia morto in secondo momento con la spada, ha portato nel cuore di Davide un grosso problema. Cioè che anche lui poteva fare qualche cosa senza necessariamente avere Dio dalla sua parte. Anche Davide, da questo momento in poi, Davide ha diversi problemi nella sua vita proprio per questo motivo, perché in cuor suo aveva recepito questo messaggio. Aveva preso sì la spada del nemico, gliel'aveva strappata, ma questo prendere in mano la spada ha portato nella sua vita una mancanza di fede. Aveva dimenticato qual era il piano di Dio, aveva dimenticato qual era la visione di Dio nella sua vita, perché ormai lui aveva delle capacità. E siccome tutti hanno visto quello che era successo, questa spada diventa qualcosa di importante, tanto che addirittura viene esposta, viene messa in esposizione. Davide guarda quella spada come non più come all'arma che Dio gli ha dato per tagliare la testa, ma come all'arma che lui ha usato per tagliare la testa. Vedete quanto è? Perché il piano di Dio era quello, tagliare la testa a Davide con la spada. Scusate, a Davide no, a Golia, tagliare la testa a Golia con la spada. Quello era il piano di Dio. Ma Davide in questo piano
No, ha dimenticato di ringraziare Dio. Ha dimenticato di dire, ok Signore, sei stato tu. Nel suo cuore è iniziato a fermentare questo problema. Ha commesso lo stesso errore che aveva commesso Saul, con la differenza che Davide però, arrivato a un certo punto, capisce qual è il problema. Lo capisce che la sua vita doveva essere completamente data a Dio, che ogni cosa era nelle mani di Dio. Questo ci fa capire che anche se una persona è capace, che anche se una persona ha un cuore veramente predisposto per Dio, ma in quanto giovane ha necessità di crescere. In quanto giovane ha necessità di imparare diverse cose, prima di giungere ad essere unto come re. Infatti è il corno dell'unzione che ha liberato Davide dalle sue follie, perché il corno dell'unzione rappresenta la parola di Dio, lo Spirito Santo che scende nella sua vita. Amen? Dunque, le soluzioni umane, quindi la spada umana, è sempre qualcosa che ci porta a danno. Giovanni 18,10. Allora Simon Pietro, che aveva una spada nel fodero, cioè Simon Pietro camminava con una spada. Quante volte abbiamo letto questo brano? Tante volte, ma non abbiamo mai pensato che Gesù camminasse con un uomo armato. Era la guardia del corpo di Gesù, aveva la spada. Era il bodyguard. Era il bodyguard. Bodygarden. Sicuro? Com'è? Bodyguard. Era il bodyguard di Gesù. E poi fu il primo che scappò, tra virgolette, dico. No, ma era uno che camminava con la spada. E che ha fatto Pietro? Percorse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Or quel servo si chiamava Malco. Che ha fatto Pietro? Ha fatto come ha fatto Saul e come ha fatto Davide. Con la spada voleva risolvere la situazione. E Gesù che cosa fa? Gli dice: riponi la tua spada nel fodero. Quindi Gesù lo sapeva che aveva la spada. Riponi la tua spada nel fodero. Non berrò io il calice che il Padre mio mi ha dato? Quindi, qual era la soluzione? Non era la spada la soluzione, quindi non era la soluzione umana che poteva risolvere la situazione, ma era la volontà di Dio che risolveva la situazione. Per quanto potesse sembrare fuori dal normale, Dio fa le cose in maniera tale che per noi devono essere strane, perché se non sono strane non possono essere incredibili, se no non si vede la mano di Dio. Davide ha vinto Golia perché era uno strano. Ma voi pensate, che ne so, a un tipetto, 4 ossa, con un bastone, a una fionda e 5 pietre, che va a uno che è più alto di sto tetto. 3 metri c'è questo tetto? No, più alto. Cioè, lo capite? Dio piace fare le cose strane e farle in maniera tale che alla fine uno va a dire veramente è stato Dio. Quindi l'ubbidienza è quella che conta poi alla fine. Davide da questo momento in poi inizia un nuovo processo, cioè il processo della disciplina. Cioè imparare a non confidare nella spada, ma imparare a confidare in Dio, non confidare più nella sua forza, perché comunque lui è andato, perché aveva la sua forza pure. La sua capacità. Però a differenza con Saulo era il cuore. Il cuore di Davide era diverso. Era molto diverso. Il fratello gli dice: io conosco la malvagità del tuo cuore. Il fratello maggiore, che si vedevano una volta tanto perché lui era sempre in battaglia, il Davide invece era sempre in campagna a badare alle pecore, gli dice: io conosco la malvagità del tuo cuore. Cioè, a modo suo ne voleva sapere più di Dio. Invece il cuore di Davide non era malvagio, era secondo il cuore di Dio. Questa era la differenza con Saul, che pure i suoi errori ha fatto Davide.
Ma il problema, la soluzione era nel suo cuore, era come era predisposto lui. Ebrei 4,12, l'ultimo brano. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, dalle giunture e dalle midolle, ed è in grado di giudicare i pensieri e intendere il cuore. Non confidiamo nelle nostre forze, non confidiamo nelle nostre spade. La parola di Dio ci insegna che è lei la spada perfetta, la parola di Dio è la spada perfetta. È quella che noi dobbiamo usare, è fare la volontà di Dio che riesce a annientare il nemico. Non sono più le nostre capacità. Nella nostra debolezza Dio si manifesta. Quanto più noi siamo abbandonati e abbandoniamo le nostre armi davanti a Gesù, tanto più noi diventiamo forza e potenza nelle mani di Dio. Vero, e ci vogliono i titoli, ci vogliono i soldi, ci vuole tutto quello che vuole, ci vogliono le armi, ci vuole quello che ci vuole, ma sono tutte cose che noi dobbiamo mettere da parte alla presenza di Dio, perché è Lui che ci deve dare la direzione. Perché un esercito con le armi si muove, ma poi se non ha la capacità, se spiritualmente è incapace, ha paura, come hanno avuto paura gli israeliti davanti ai filistei quando si presentò un uomo solo, Golia. Eppure loro avevano le capacità fisiche, ma non avevano le capacità spirituali, perché loro non confidavano più in Dio, loro confidavano nella loro potenza, nelle loro spade, nella loro capacità, perché tanto avevano vinto tante battaglie. In poco tempo Saulo aveva fatto vincere a Israele tantissime battaglie, aveva conquistato tantissimi territori, aveva liberato tante città dall'oppressore. E quindi è nella disubbidienza. È nella disubbidienza. Questa ce la deve dire lunga, perché il popolo ha visto quello che è successo con il profeta Samuele. E ciò nonostante hanno vinto. Quindi questo può essere mancanza di fede seria in questo popolo e in noi, quando noi abbiamo delle vittorie senza il supporto divino. Arrivato a un certo punto la paura ci taglia le gambe. In chi dobbiamo confidare? In Gesù e nella sua parola. La sua parola taglia. È più affilata di una spada a doppio taglio, ci dice. Ecco perché è importante leggere la Bibbia e nutrirci della parola di Dio. Perché in un modo o nell'altro ci dà la rivelazione dei nostri problemi, di quello che noi siamo e di come dobbiamo correggerci. Dio ci vuole a sua immagine. Sapete, il Padre, quando ha creato Adamo, che cosa ha detto? Facciamola a nostra immagine. Vi rivelo questo segreto. Ma Adamo non è che faceva tutto quello che faceva Dio, cioè non erano due specchi messi uno davanti, non era un automa, non era uno che faceva quello che faceva Dio, pensava quello che pensava Dio, no. La capacità di somigliare a Dio era quella capacità che serviva per farli relazionare, cioè si parlavano. Perché magari Adamo aveva delle impressioni, dei sentimenti, pensava a delle cose. Queste cose le comunicava al Padre, a Dio, perché in realtà era Gesù, era una manifestazione di Gesù nell'Antico Testamento. E Dio parlava con lui, c'era questa comunione perfetta. Essere ad immagine di Dio non significa essere come Gesù, cioè pensare come Gesù, parlare come Gesù, muoversi come Gesù, fare miracoli di Gesù, come se fossi un burattino nelle mani di Gesù. Non è questa l'immagine di Dio, non è questa l'immagine che Gesù vuole di noi. L'immagine che Gesù vuole di noi è che noi siamo obbedienti, sottomessi, miti, che lo seguiamo. Poi noi possiamo avere anche i nostri pensieri, il nostro modo di fare, ma siccome siamo ad immagine di Gesù, noi abbiamo la capacità di parlare con Gesù.
di relazionarci con Lui. Questo vuol dire immagine di Gesù. Toglietevela dalla mente che dobbiamo diventare dei robot, come dei robot nelle mani a immagine di Gesù. No, non è quella l'immagine che vuole Dio di noi. Dio vuole, i profeti quando hanno scritto scrivevano col loro stile, nella loro epoca, con il loro modo di fare, con il loro modo di pensare. L'unica cosa è che si mettevano nelle mani di Dio e si facevano usare. Ma voi mai ci avete pensato perché, ad esempio, in questi brani Dio permette la morte di innocenti, anche di bambini, di animali, e nel Nuovo Testamento Gesù invece lo vieta? Perché quelli non facevano la volontà di Dio, quelli facevano la volontà divina. Certo, ma anche ora noi facciamo la volontà divina. Ma oggi noi non prendiamo spade per ammazzare la gente che non la pensa come noi. Gloria a Dio. Non viviamo in paesi così pazzi. Perché allora prima si è? Perché prima erano tempi diversi e Dio si è dovuto adeguare al tempo. Perché l'uomo non si poteva adeguare subito al pensiero di Dio. È Dio che è eterno ed è sempre lo stesso e l'ha pensata sempre nella stessa maniera. Per stare vicino a un popolo dove si usavano le armi, ha dovuto dire a loro usate le armi, perché sennò morivano, perché gli altri popoli usavano le armi. È Dio che ha dovuto adeguarsi alla follia dell'uomo e l'ha fatto crescere nei secoli fino ad arrivare a Gesù che era la perfezione, la sua perfezione. Quando è venuto Gesù, tutto quello è cessato, non era più necessario perché era un tempo diverso. Oggi per noi è un tempo diverso rispetto a 2000 anni fa, ma la sua parola ha un significato anche oggi per noi. Ecco perché è una spada a doppio taglio, ecco perché ci dà l'immagine di quello che noi dobbiamo essere in Cristo. Noi dobbiamo rinunciare a quelle armi, ma dobbiamo rinunciare anche alle armi che noi abbiamo nel nostro bagaglio culturale, nel nostro modo di fare, nella nostra intellettualità. Noi dobbiamo riposare in Cristo perché la battaglia è nelle sue mani. Amen. Amen. Dì alla persona accanto a te, la battaglia è nelle sue mani. Ma con tutto che era nelle mani di Dio, la battaglia si è dovuto servire di Davide, quindi noi siamo lo strumento di questo piano divino. Amen. Tu sei lo strumento di questo piano divino, nella misura in cui ti lasci usare da Dio. Amen. Amen. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, ti lodiamo. Sei degno, Signore, della lode, della gloria e dell'onore. Tu sei buono sempre, Dio dell'universo, meraviglioso, glorioso, santo e perfetto. Vogliamo venire alla tua presenza, Signore, e vogliamo che il nostro cuore sia un cuore predisposto verso di te, secondo i tuoi pensieri. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù, vieni e riempici di te. Noi vogliamo rinunciare, come abbiamo detto questa sera, alla spada umana, alle nostre capacità umane. Vogliamo andare come Davide è andato, solo con una pietra e con una fionda, e annientare il nostro nemico con la fede che tu hai messa in noi. Non vogliamo servirci di armi umane, non vogliamo servirci, Signore, di cose che possono inquinare la nostra fede. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù, rimetti in noi le tue promesse, rimetti in noi la tua visione, Signore. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù. Non permettere che una spada in mano ci possa fare cadere nella fede e spostare il nostro sguardo da te alla spada. Spostare il nostro sguardo da te alle nostre capacità, alla nostra forza, al nostro modo di fare. Signore, nel nome di Gesù te lo chiediamo, vieni col tuo Spirito Santo, travolgici e riempici di te, Signore. Abbatti, Signore, in noi ogni ribellione, ogni orgoglio. Noi vogliamo fare la tua volontà, la tua maniera. Signore, facci crescere nella tua parola. Fa che possiamo prendere in mano questa spada, la spada della parola di Dio.
la spada spirituale che ci fa combattere demoni. Nel nome di Gesù, vieni Spirito Santo, vieni e riempici di te, Signore, in questo momento, in questa ora, Signore, nel nome di Gesù. Questa parola, Signore, che hai seminato in noi, fa che possa essere ferma, fa che possa essere nutriente, che possa darci la giusta visione delle cose. Signore, noi veniamo davanti a te nel nome di Gesù affinché possiamo essere consapevoli che ogni cosa è nelle tue mani, non nella nostra forza, non nelle nostre capacità, ma in te solo solamente, nella tua forza e nella tua capacità, non nelle spade, non nelle lance, ma nella tua parola santa, nella tua parola pronunciata nella nostra vita, nella tua parola pronunciata contro i filistei, contro i malvagi spiriti. Nel nome di Gesù, Signore, metti in noi questa convinzione. E vogliamo, Signore, venire davanti a te questa sera, vogliamo cacciare via da noi ogni spirito malvagio, ogni spirito, Signore, che ci tormenta, ogni spirito di malattia o di povertà, Signore, nel nome di Gesù Cristo, non con le nostre forze, non con le nostre lance, ma nel nome di Gesù Cristo, per la promessa, Signore, che tu hai dato al tuo popolo. Nel nome di Gesù, Signore, voglio alzare la mano e voglio cacciare via ogni spirito malvagio. Nel nome di Gesù Cristo, non con spade, non con lance, ma per il nome potente di Gesù Cristo, in questo momento ogni ginocchio si pieghi, ogni lingua proclami che tu sei il Signore. Ogni spirito malvagio viene legato e cacciato via ora nel nome di Gesù Cristo. Ogni spirito di malattia via nel nome di Gesù. Ogni spirito di povertà via nel nome di Gesù Cristo. Ogni spirito immondo, Signore, dalla nostra vita, spirito di pornografia, vattene via nel nome di Gesù. Spirito di orgoglio, vattene via nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo cacciare via ogni rabbia, ogni risentimento, ogni dolore connesso alla rabbia nel nome di Gesù Cristo, via. Vieni Spirito Santo, noi invochiamo la tua potenza e la tua presenza, intervieni con potenza. Liberaci, Signore, da ogni follia mentale, ora nel nome di Gesù. Stendi la tua mano e procura guarigione alla nostra mente, procura guarigione al nostro corpo, nel nome di Gesù Cristo. Stendi la tua mano, che è l'unica arma potente, nel nome di Gesù Cristo, che è l'unico nome potente. Parla, Signore, con la tua parola, che è l'unica spada potente. Nel nome di Gesù, pronuncia la tua parola su di noi. Signore, è una sola parola e quella parola sarà per noi liberazione e guarigione. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Alleluia, gloria a te, Signore. Shadara yasnai sera malarakiye. Ondana kera lara sheva yasnai saranke znai shimaye. Oria shadara yasnai sera kaye. Gloria a te, Signore, santo, santo, tu sei un Dio buono, potente, tu sei colui che libera con potenza, sbalordisce e dà veramente una potente liberazione, una liberazione tale che anche noi restiamo a bocca aperta. Signore, grazie perché tu sei il Dio della liberazione, il Dio della guarigione, tu sei il Dio perfetto, magnifico e glorioso. Grazie, Signore, per la tua parola di libertà. Gloria a te, al tuo santo nome. Gloria a te, Gesù. Amen. Cosa ci separerà dall'amore di Dio? Cosa ci separerà dall'amore di Dio? La fame, la sete, la persecuzione, la spada, il pericolo, niente potrà separarci dall'amore di Dio, perché in queste cose
noi siamo più che vincitori in colui che ha vinto per noi, in colui che ha vinto per noi, perché in queste cose noi siamo più che vincitori in colui che ha vinto per noi, in colui che ha vinto per noi. Niente ci separerà dall'amore di Dio, niente ci separerà dall'amore di Dio. Né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio. Perché in queste cose noi siamo più che vincitori in colui che ha vinto per noi, in colui che ha vinto per noi. Perché in queste cose noi siamo più che vincitori in colui che ha vinto per noi, in colui che ha vinto per noi. Gesù ha vinto per noi. Gesù ha vinto per noi e noi vinciamo in Lui. Gesù